Oggi la Chiesa festeggia Santa Daria Martire. Il nome Daria deriva dal greco e significa colei che possiede il bene. Il 25 ottobre si festeggia la Giornata internazionale degli artisti. Si tratta di un'intera giornata dedicata all'arte, alla creatività e alla bellezza. Nata da un'idea del canadese Chris McClure, si tratta di una ricorrenza esistente dal 2004. È un'occasione per onorare tutti gli artisti, che si tratti di fotografi, scultori, pittori, cantanti, musicisti, ballerini, scrittori o attori. L'importante è celebrare la bellezza che gli artisti forniscono al mondo. Fu l'azienda statunitense Tappen a lanciare il primo forno a microonde domestico il 25 ottobre 1955. Il prezzo proibitivo, equivalente a circa 9.400 euro, impedì che divenisse un oggetto di massa fino agli anni 70. La sua origine risale alla Seconda Guerra Mondiale, quando venne inventato un sistema a microonde per intercettare gli aerei nemici. L'ingegnere Lee Baron però si accorse che il dispositivo era riuscito a sciogliere la tavoletta di cioccolato che teneva in tasca. Provò allora con il mais e le uova, restando sbalordito dalla velocità con cui si cuocevano gli alimenti. Ma esistono animali che riescono a sopravvivere nel vuoto dello spazio? Lo spazio è un vuoto quasi perfetto. Gli astronauti che passeggiano nello spazio devono indossare una tuta per proteggersi dalle radiazioni, dalla luce solare e dal freddo, ma anche per creare un'atmosfera pressurizzata attorno al corpo. Esistono tuttavia animali microscopici che hanno una capacità particolarmente sviluppata di sopravvivere a condizioni estreme. Si tratta dei tardigradi, un filum di invertebrati. Buon weekend ai 12, oggi luna in Sagittario, allegra e baldanzosa che porta un po' il sorriso ad Ariete, Leone e Sagittario. Vediamo cosa accade. Ariete, mentre tutti i pianeti d'acqua fanno un trionfo di Cancro, Scorpione e Pesci, a voi ci pensa la Luna che oggi vi regala un magnifico trigono, rimette a posto l'umore e vi apre questo weekend romantico e un po' più morbido di quello precedente. Toro, la vostra giornata oggi è una giornata un po' più leggera, la Luna si toglie dall'opposizione, quindi emotivamente siete pronti ad affrontare di tutto, anche a prendervi il giusto tempo e il giusto relax. Si sa che voi siete un segno pacioso che non ama fare le cose di fretta né al lavoro né in amore. Gemelli, la vostra giornata apre un weekend da Luna in opposizione, quindi c'è un po' di stanchezza emotiva, un po' troppi stimoli che vi hanno confuso un po', per cui avete bisogno di calma, di riflettere e di essere un pochino più confortati e amati. Cancro, per voi la vostra giornata vede una Luna depotenziata magari tecnicamente, ma un po' più leggera e baldanzosa in Sagittario ogni tanto. Bisogna aggiungere un po' di pepe e nella vostra vita è arrivato condizioni ottime, diverse e con qualche piacevole imprevisto. Leone, finalmente ci voleva la carezza della Luna dopo una settimana così piena. Avete una coccola emotiva e amorevole proprio dalla Luna in Sagittario in un bellissimo trigono, vi ci voleva. Grande passione oggi, ma soprattutto anche grande amore per i figli. Vergine, la vostra giornata oggi prevede una luna di quadratura, quindi oggi siete talmente stanchi che non volete parlare di lavoro. Hai visto mai? Proprio voi? Eh beh sì, oggi una fuga, un weekend dolce e romantico, lontano da tutto e tutti. Bilancia, allegra è la luna in Sagittario che vi permette di comunicare con un sorriso e di disimpegnare anche discorsi lavorativi dall'ambito strettamente detto e di poterne parlare amicalmente anche con soci, colleghi e collaboratori, ma anche davanti a un buon cocktail facendo aperitivo.
Scorpione, per voi la giornata è piena di grandi sorprese. I pianeti hanno attivato talmente tante quelle di direzioni che ora siete un po' confusi in mezzo all'abbondanza. Ecco, il sole infatti comincia a farvi sentire stanchi e quell'ogoria incessante di nuove attività che avrete intrapreso un po' vi confondono. Dovete riposare. Sagittario, oggi la luna è protagonista nei vostri gradi, ci pensa lei a rendere tutto più allegro e ridanciano e a farvi incontrare anche delle persone che vi dicono in maniera disimpegnata delle cose che volevate sapere. Siete in fondo molto curiosi. Capricorno, per voi oggi la luna è una luna un po' indagatoria. Sospetti? Beh, forse qualcuno, o forse volete solo provare la sincerità di qualcuno intorno a voi. Acquario, e beh, voi un po' annoiati, appesantiti dalle quadrature planetarie, ma abilissimi a trovare tutti gli escamotage e le fughe possibili. Beh, è un vostro grande classico che oggi userete più che mai. Pesci, oggi la grazia planetaria continua con l'abbondanza di trigoni e positività da parte dei pianeti, quindi preparatevi un weekend dedicato più che altro alla famiglia. Hitler e Mussolini stipulano l'asse Roma-Berlino. È il primo patto stretto tra i due paesi, in precedenza avversari. Le prime conseguenze dell'accordo del 25 ottobre del 1936 sono la partecipazione di Italia e Germania alla guerra civile spagnola. Mussolini resta incerto sull'opportunità di formare un'alleanza militare. Solo nel maggio del 1939 il duce si decide a firmare con Hitler il cosiddetto patto d'acciaio. Bite the bullet, letteralmente tradotto con mordere il proiettile. Sostanzialmente significa stringere i denti, sopportare con coraggio una situazione scomoda o difficile, includendo anche il significato del nostro ingoiare il rospo. Il folle di cui parleremo oggi è uno dei protagonisti della pittura del Novecento, Pablo Picasso. La sua concezione delle donne viaggia su due poli opposti. Da una parte sono dee, muse, ispiratrici, dall'altra, come dirà, macchine costruite per soffrire. Si diverte a far incontrare le sue amanti affinché pazze di gelosia si accapiglino fra loro. Nel 1944 Picasso conosce Françoise Gillot, una giovane allieva da cui avrà 2 figli e con cui vivrà 10 anni. La Gillot si ritiene una sopravvissuta, viste le tragedie toccate alle altre donne prima di lei. Una si impicca, una si spara e un'altra impazzisce. Picasso fino alla fine vivrà sempre con una donna accanto, molto più giovane di lui, forse nel tentativo di impadronirsi dei suoi anni migliori. Ci salutiamo con la frase del giorno. In ogni bambino c'è un artista. Il problema è capire come rimanere artisti diventando grandi. Vi auguro di affacciarvi sempre nel mondo proprio come fanno i bambini, con tanta curiosità e libertà. Buona giornata e a domani.